Dopo 7 anni di crisi e di difficoltà economiche, il 2015 dovrebbe essere l'anno della ripresa, soprattutto a nord-est. A crederlo fermamente è l'ufficio studi della CGA, che ha analizzato le previsioni di crescita per l'anno appena iniziato dei principali indicatori economici del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il peggio probabilmente è alle nostre spalle, la crescita pare sia confermata, quindi un aumento del 0,8-0,9% del PIL. Chiaramente sono timidi segnali di ripresa che confermano il buono che abbiamo registrato negli ultimi mesi del 2014, che si dovrebbero confermare anche per tutto il 2015. I consumi delle famiglie sono destinati a crescere dello 0,9% in Veneto, dello 0,8% in Friuli Venezia Giulia e dello 0,7% in Trentino. Sarà una crescita a macchia di leopardo, nel senso che il settore manifatturiero sta registrando un'inversione di tendenza importante, significativa. Fatica ancora molto il settore delle costruzioni, l'edilizia, i servizi e il commercio, che purtroppo risentono del forte calo dei consumi e soprattutto della mancanza di investimenti. Investimenti che secondo le previsioni continueranno a segnare il passo anche l'anno prossimo. Dopo aver perso oltre 20 punti percentuali dall'inizio della crisi a oggi, anche nel 2015 la variazione di crescita sarà nulla. Solo il Friuli Venezia Giulia segnerà un timidissimo più 0,1%. Indubbiamente questi segnali che arrivano sono ancora molto fragili, ancora molto tiepidi. Probabilmente con tassi di crescita all'1% ritorneremo alla situazione pre-crisi fra una decina d'anni e quindi dobbiamo assolutamente accelerare, perché il grosso problema di questa situazione è la disoccupazione, in particolar modo quella giovanile, che assume ancora dimensioni preoccupanti anche nel nord-est. Il tasso di disoccupazione dovrebbe sostanzialmente eguagliare i dati del 2014. Se a Bolzano rimarrà al 4,4%, a Trento si fermerà al 6,4%, mentre nel Veneto scenderà al 7,2%. Solo nel Friuli Venezia Giulia è destinato a salire al 7,9%.